servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Abbiamo intervistato Luca Lombroso, meteorologo di Che Tempo Che Fa, nell'ambito di un incontro con gli studenti dell'Istituto Superiore Masotto di Noventa Vicentina. Siamo con Luca Lombroso, meteorologo a Rai 3 con Fabio Fazio nella trasmissione Che Tempo Che Fa, studioso di problemi ambientali e soprattutto appassionato divulgatore. Recentemente è stato alla conferenza internazionale di Copenaghen sul clima. Come ne è ritornato? Completamente cambiato. Completamente no, perché ho ripreso la mia vita quotidiana, ma per qualche giorno abbastanza spaesato dal ricalarmi nella realtà italiana, intanto che ha dei problemi suoi e specifici, e in ogni caso dall'aver visto l'insieme dei problemi del mondo, perché noi spesso abbiamo una visione troppo locale, localistica, e ci sfugge tutto quello che c'è attorno a noi e che molto spesso è la causa anche di molti nostri mali. Ecco, se solo una piccola parte delle parole spese a Kyoto e a Copenaghen diventasse realtà, cosa succederebbe? Beh, se una piccola parte diventa realtà, per esempio Kyoto riducendo le emissioni del 6% a carico dei paesi industrializzati, è un gioco da ragazzi, non richiede nessuna spesa e consente già di risparmiare denaro oltre che inquinare meno. L'impatto sul clima è minimo, non risolve il problema, ma ripeto, ridurre del 6% i nostri consumi è la cosa più banale che si può fare, semplicemente facendo delle cose che non sarebbero neanche da dire, mettere il coperchio sopra la pentola, una roba che mi sembra ridicola e magari la riduzione è minima, ma già spegnere la luce quando non serve è una cosa che ci siamo dimenticati, che tutti lasciamo acceso. Per gran parte della propria storia il nostro pianeta si è eretto su un consolidato equilibrio ambientale. C'erano le stagioni, c'erano i ritmi naturali, si riusava fino a quando era possibile qualsiasi tipo di oggetto. Oggi siamo di fronte a una scelta che potrebbe anche essere drammatica. O cambiamo rapidamente oppure ci aspetta un futuro che, per quanto si può immaginare, non sarà certo roseo. Siamo noi che dobbiamo adattarci al clima e non viceversa. Il clima è solo uno dei tanti problemi, è una delle tante cose che ci causeranno tutta una serie di problemi e che, se non prendiamo dei provvedimenti noi, saranno cause di forza maggiore poi doverceli fare prendere, perché se si innalza il livello del mare, se le estati diventano troppo torride eccetera, dopo poi adattarsi richiede molto più denaro e anche molto più perdita di vite umane. Abbiamo perso un po' effettivamente il contatto con la natura, perché l'uso dei combustibili fossili ci ha dato questa sorta, come diceva ieri l'amico collega Mirko Rossi, di ubriacatura, ci siamo ubriacati di energia, ci sembrava che tutti i problemi fossero risolvibili accendendo una stufa o comprando un oggetto. In realtà tutti questi hanno tutta una serie di costi occulti che gravano su altri popoli e su altre generazioni. In sostanza dobbiamo cambiare la nostra mentalità, il nostro modo di essere, di vivere, di consumare, e tanti piccoli gesti forse compiono miracoli. Tanti piccoli gesti possono aiutare, non pensiamo che possano risolvere il problema. Con i piccoli gesti si rispetta il protocollo di Kyoto facilmente, deve fare la sua parte anche l'industria e anche il commercio e anche l'agricoltura, perché il problema è che quando si parla di queste cose sembra che tutto poi sia risolvibile dai piccoli gesti quotidiani, che sono importanti ma non bastano, bisogna che ogni settore faccia la sua parte. Possiamo fare un secondo gradino, cercare di ridurre del 20% le emissioni entro il 2020 come ci chiede l'Unione Europea, e su questo la tecnologia tanto aiuta, diventa necessario, perché ridurre di un 6% quando si inquina, si spreca molto, ridurre la prima parte è facile, la seconda parte diventa un po' più difficile, arrivare al 20-30%. E qua entra la tecnologia con anche opportunità di occupazioni, per esempio
miglioriamo la coibentazione delle case, recuperiamo l'edilizia esistente, darebbe tanto lavoro, molto più che cementificare nuovo territorio con perdita di suolo, eccetera, eccetera, senza avere le conseguenze collaterali di questo. Però se vogliamo fare il terzo gradino, quello necessario, che verrà fatto o perché lo scegliamo e quindi gradualmente di ridurre del 50% globalmente, dell'80% per i paesi più industrializzati, che siamo noi responsabili, o altrimenti se non lo facciamo saranno cause di forza maggiore, l'esaurimento dei combustibili fossili di farlo fare, richiede qualcosa di molto di più. Non è pensabile arrivare a questo continuando ad aumentare i consumi quotidiani, continuando, per intenderci, l'era industriale e ancora di più che l'era industriale, l'era del consumo e del consumismo. Ecco, la Svezia prevede di rendersi indipendente dal petrolio per il 2020. E l'Italia? Per l'Italia penso che entro il 2020 sia impossibile, intanto perché ovviamente bisogna fare i confronti, gli svedesi sono molto meno degli italiani e hanno un territorio molto più grande, quindi per sfruttare alcune risorse rinnovabili sono facilitati perché sono in meno nel loro territorio. L'Italia è indipendente energeticamente se pensiamo a combustibili di origine fossile preistorica come i combustibili fossili tradizionali o fossile astronomica come l'uranio, non sarà mai indipendente perché non ne abbiamo, ci bastano per pochissimo tempo. L'Italia ha tanto sole, in alcune zone ha vento, c'è un po' di biomassa ma bisogna starci attenti. L'Italia ha grandi opportunità di risparmiare grandi quantità di energia che consuma, però bisogna cambiare anche qua decisamente mentalità. L'Italia ha una grande opportunità che è simile a quella del Costa Rica comunque, di cui si sono svolte da poco le elezioni, e che lo schieramento, che tra l'altro ha portato vicepresidente uno scienziato ambientalista, occuparsi delle tematiche ambientali, il loro slogan elettorale era: la nostra ricchezza è la natura e la nostra gente. Anche in Italia la ricchezza è il sole, la natura, le opere d'arte e gli italiani.